destination unknown, known, 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 known. Buonasera Piederoli, eccoci di nuovo qui con un bel multiplayer di Shogun 2 Total War. È una partita che ho già fatto da tempo, l'ho sempre voluta commentare ma non ho mai trovato il tempo, anche perché mi sono buttato anche su altri progetti. E quindi niente, come avete visto dall'introduzione stiamo parlando del Gran Shogun 2 Total War. Qui siamo nel cosiddetto, tra virgolette, Shogun vecchio, quelle con le vecchie unità corpo a corpo che io preferisco, come dico sempre. Andiamo subito ad analizzare la partita. Questa è una partita a fondi medi, la mappa non mi ricordo assolutamente come si chiama, però da quello che possiamo vedere abbiamo, adesso andiamo insieme, abbiamo il dojo della difesa qua, il dojo della ricarica qua in mezzo, che potete vedere qui nella mappetta, e il dojo dello spadaccino, ovvero dell'attacco qua, quindi praticamente sono equilibrati, diciamo, come situazione di mappa. È una mappa abbastanza lineare, c'è qualche sale e scendi leggero, un bel po' di foreste, quindi ci si può nascondere delle truppe e basta. Poi andiamo ad analizzare un attimo, diciamo, i giocatori. Io, come sempre, stiamo utilizzando i fondi medi. Il mio avversario non era debole, però comunque prima analizziamo il mio esercito. Io mi sono messo due unità, una Shigaru Kongyari e un ausiliare con Naginata. Gli Shigaru Kongyari hanno 14 di difesa, perché io ho messo dei servitori più gli skill in difesa abbastanza pompati. Gli ausiliari sono normali, arrivano a 7 con i servitori. Un samurai con Nodachi, lievemente uppato in attacco e uno in difesa corpo a corpo. Il mio monaco guerriero con Tetsubo, che mi dà un plus di morale e comunque una buona unità, che a fondi medi perché lo uso spesso. Samurai con Nodachi, un altro, per fare compagnia all'altra unità di Samurai con Nodachi. Una katana dietro abbastanza uppata, diciamo che ha un uppaggio normale, senza gettoni. E gli Ashigaru con Yari, questi sono quelli che hanno tenuta salda, quelli di livello 9, che sono molto buoni. La tenuta salda, come vi ho già spiegato in altri video, è praticamente un'abilità che fa in modo che l'unità è impossibilitata a fuggire per un certo lasso di tempo e aumenta la difesa di 3 punti, di 3 mi sembra unità che la circondano amiche. Il mio generale, come sempre, uppato, cioè come sempre leadership. I miei moschettieri a cavallo, che qui avranno un ruolo abbastanza importante e vi farò vedere un pochettino come li utilizzo io di solito. Ed un'unità di monaci guerrieri con Naginata
uppati completamente in attacco difesa senza i gettoni, quindi con quelli, cioè gli skill uppabili normalmente, e cavalleria di fuoco altrettanto uppata in attacco difesa senza gettoni. E poi mi sono messo qua in fondo un'altra unità di ausiliari con naginata nel boschetto, perché a seconda della situazione gli faccio fare tutto questo bel giretto nel boschetto fino a cercare di arrivare nei dojo che magari cattura il mio avversario. Andiamo a vedere invece l'esercito del mio avversario. Lui ha numeri leggermente più avvantaggiato, anche perché si è messo 4 unità di ausiliari con naginata lisci, senza servitori, senza niente, un monaco guerriero con arco liscio, samurai d'IQ, quindi anche lui usa le DLC, quindi non mi venite a dire che Pederoli lui non può usare, non li usava, non ce li ha, quindi samurai d'IQ sono delle DLC. Samurai con katana, uppati leggermente, normale, perché lui non aveva, mi sembra, il servitore che mi dava meno duro attacco alle spade, mentre invece io lo uso sempre. Adesso che l'hanno sistemato, era buggato una volta, adesso è a posto. Samurai con katana uguale, uppati senza gettoni. Questo invece samurai con katana uppati con anche i gettoni tutti in attacco, quindi 19 sarebbe 21, che è il massimo che può arrivare una katana con i gettoni. E un ausiliare con spada che secondo me sono inutili, ma ognuno ha il suo parere. E il suo generale anch'esso uppato in leadership. Poi adesso qui non si vedono, c'ha i razzatori Wacko, ve lo dico già, e ha 2 unità nascoste, 3 unità mi sembra di cavalleria con gli ari. Allora, cominciamo a far andare subito avanti il gameplay e vedrete subito, adesso mando avanti un pochettino veloce, praticamente Pederoli vedrete subito che io andrò a cercare di prendere il dojo qui della difesa, mentre il mio avversario andrà ovviamente a prendere, per pareggiare i punti, il dojo dell'attacco. Quindi questa parte qui la mando un pochettino veloce. Comincio ad avvicinare i miei moschettieri a cavallo per cercare di capire dove sono le truppe avversarie, e qui adesso mandiamo normale. Perché? Perché io mi sono assettato qui in questa maniera qua, in modo tale che il mio esercito tiene sempre d'occhio a eventuali movimenti dell'esercito avversario, e con i miei moschettieri a cavallo, essendo uppati molto in velocità e in precisione, cerco di andare a fare azioni di disturbo alle sue cavallerie, un pochettino per anche innervosirlo, perché sappiamo benissimo che il fattore nervoso in questi giochi qui c'entra molto, perché uno più si incazza più fa delle cavolate poi. E quindi cerco un attimino di farlo andando avanti leggermente veloce. Lui mi viene ad attaccare, io cerco di dare una sparata, ma no, torno indietro, perché comunque io in accelerazione sono avvantaggiato, vedete. Adesso mando avanti un po' leggermente veloce, perché sennò sono lunghe queste parti qua. Io mi posiziono, lui arriva in portata, ovviamente è aumentato anche di portata, di base c'hanno 100, io l'ho portato a 125, quindi a 5 di quinto livello praticamente con gli uppaggi. 2 in velocità, 2 in precisione e 1 in gittata. E già io ho dimezzato praticamente una cavalleria con gli ari. Ah no, addirittura c'è cavalleria di monaci guerrieri con naginata, cavalleria di monaci guerrieri con naginata e una cavalleria con gli ari, quindi mi ricordavo male io, però. Quindi lui, vedendo così, comincia ad avvicinarsi anche con l'esercito. Io ovviamente comincio a fare lo stesso, piano piano mi sto muovendo, adesso vedevate dalla mappa, ho appena finito di prendere il dojo, quindi adesso mi muovo. Lui l'ha già preso. Intanto con il mio ausiliare qua giù, Pederoli, vedete, sto facendo il giro della foresta per cercare di non farmelo vedere fino ad arrivare praticamente qua dietro. Vedete qui nella mappina, che è proprio un punto strategico, perché arriva proprio dietro al dojo dello spadaccino. Qui mando avanti un po' veloce, perché c'è un attimo di assestamento degli eserciti. Lui sta fermo lì, quindi io arrivo a filo del boschetto, che mi è molto comodo perché lui è dotato di arcieri mentre io no. Lui vuole farmi il giro con le cavallerie, io quindi ne approfitto, e con i miei moschettieri, visto che comunque lui mi espone poi anche al fianco, cerco di dargli una bella stangata. Ho già fatto 44 vittime, intanto teniamo d'occhio un attimo la situazione anche degli eserciti. Mi sono intanto portato le cavallerie dietro a Pederoli, in modo tale che anche se mi fa una carica disperata da dietro, non riesce nel suo intento. E adesso lui praticamente è nel panico, non sa cosa fare con quelle cavallerie, perché se cerca di attaccarmi i moschetti io scappo, se cerca di attaccarmi l'esercito le perdo in tempo 3 secondi, se torna indietro, sai che sarebbe l'idea più giusta,
Cioè, questa cosa che sta facendo lui non è corretta, Federer, perché se ti allontani troppo dall'esercito tuo, già hanno un malus di morale. E se lui mi attacca, intanto io ho fatto festa, sono passato da 44 a 62, ho fatto altre 22 vittime con una raggiata di spari, e io gli do la paga in velocità. Questo è il punto, il punto saliente in cui lui sta per perdere, penso, dove perderà, vedrete le cavallerie. E lui cerca invano di rincorrermele. Perché già c'è poca armatura, poi io ho messo anche i potenziamenti nella velocità, quindi sono solo una cavalleria leggera mi può tenere testa a livello di velocità. Ci sono unità nascoste, mio signore. E quelli sono stati Attenzione, riguardi. imboscata. Sono spuntati fuori. Poi adesso cerco di porre fine a questo insegui, perché ormai hanno le cavallerie dimezzate, quindi sono abbastanza avvantaggiato. Tanto cerco sempre di farmi rincorrere la mia cavalleria in modo tale che mi dà anche quel culo alle altre cavallerie. Cioè proprio lui è nel pallone, non sa più cosa fare. Poi ha dato anche una sparata ai resti di Wacko. Ho fatto 4 vittime, caccia via. E qui lo riesco a chiudere finalmente e vedrete che adesso in tempi brevi andranno a cagare, insomma. E adesso si sta svolgendo la battaglia tra le cavallerie, tanto con i miei ausiliari sto continuando ad andare avanti. Ovviamente nel frattempo che sdallo queste, intanto cerco di fare più vittime possibile ai resti di Wacko, perché sono molto forti queste, hanno un bonus nella carica di 21 e 17 di attacco corpo a corpo, quindi non sono veramente male. E allora lui cosa fa adesso? Decide di cominciare ad avvicinarsi. Io sinceramente, avendo il vantaggio della cavalleria con i moschetti ed essendo senza arcieri, sicuramente non esco, cioè non arrivo, non vado addosso io per ora. Cerco di sfruttare ancora il fattore nervoso. Adesso vedrete come faccio. Andiamo avanti un filino veloce. Ci sono unità nascoste, mio signore. Gli vado sul fianco. Attenzione, imboscata. Ovviamente andando sul fianco voi direte ma sei un coglione perché ci sono gli arcieri fuori. Bene, andando sul fianco non gli sparano tutti, quindi mi arrivano poche frecce, essendo veloce ed essendo lontano, nel momento in cui le frecce arrivano dove avevano mirato precedentemente, intanto e giù che vanno giù altri 30 mazzeretti del guardo. Quindi nel frattempo che mi muovo veloce evito la maggior parte delle frecce, poi dopo gli vado dietro, se lui per riuscire a prendermi dovrebbe girare gli arcieri, ma così facendo intanto io ho tutto il tempo di prendere e andare ancora dietro. L'unico modo per riuscire a contrastarmi queste cavallerie sarebbe di avere delle cavallerie, ma lui Piederoli ha perso. Adesso mi manda contro dei lancieri, altra cosa che a me mi è molto utile, nel senso lui me li manda contro, io cerco di dimezzarne il più possibile, in modo tale che dopo almeno ho libero accesso alle retrovie nemiche che hanno le spade prese da dietro con le cavallerie mie che sono le mille cavallerie che sono praticamente intatte. Vuol dire proprio GG. Poi ovviamente sto temporeggiando anche per far avvicinare i miei lancieri qua, i miei ausiliari nel bosco, ancora lui non se n'è accorto. Andiamo avanti leggermente veloce. È una tattica molto bastarda, però che funziona. Io adesso li ho nascosti, praticamente si sono nascosti nella boscaglia. Io vado avanti un pelo fino a che non si riscoprono. E poi torno indietro e gli sparo perché tanto ho il vantaggio di essere a cavallo, lui a piedi. E quindi adesso vedrete Piederoli che andranno a cagare anche questi lancieri qua. Mi giro, pum. Adesso io ho un servitore che mi aumenta l'attacco, l'abilità di difesa, ma non mi abbassa l'abilità di ricarica scusate, dell'unità da tiro. Quindi sono un po' penalizzato, pertanto loro dovrebbero ricaricare mentre corrono a cavallo, quindi lui ovviamente adesso che non sa, cioè vede che è in difficoltà avanza in maniera abbastanza disordinata, cioè non disordinata scusate, sì beh, questi dei Wacko messi qui davanti sono inutili, sono proprio buttati via. Io intanto rimango qui nel boschettino per cercare sempre di temporeggiare per far avvicinare i miei lancieri, che in questo momento adesso li ho fatti correre per avvicinare al dojo. Lui non se ne accorge perché è tutto proiettato in un'altra ottica. E qui i lancieri vanno a cagare. Adesso tra un po' dovrebbe cominciare lo scontro.
Nel frattempo mi sono portato anche le cavallerie qui vicino, qui dietro, quindi io fossi stato in lui l'avrei già data vinta. Però lui vuole combattere in ogni caso, a numeri, cioè adesso me la dà in vantaggio la partita. Lui c'ha il dojo dello spadaccino, ma adesso comincio a toglierglielo. E questa è un'altra mossa che lui non si aspettava. Quindi è un'altra mossa a Piederoli che dà praticamente questo nervoso, fa incazzare, insomma, quindi spinge a commettere errori. Lui adesso mi porta questi ausiliari qua con una chinata per cercare di difendere il dojo. Io ovviamente arrivo con la mia cavalleria con moschetti che hanno già fatto 160 vittime. E poi sti bastardi hanno 20 di munizioni, non finiscono mai di sparare. E lui cosa fa? Lui ha cominciato l'attacco, me ne ha portate qui davanti 3 unità e adesso torna indietro perché ha visto che dietro è in difficoltà. Per cui è proprio nel pallone. Non era debole, quindi non sto mettendo una partita contro un Abbo, È solamente che questo tipo di strategia, se usata bene, è abbastanza devastante. Dipende dalle mappe. Qui è perfetta. In questo tipo di mappe qua è perfetta. Dove ci sono troppe salite e scendi, sali e scendi, se io devo andare in salita per prendere una cavalleria, lui comincia a correre in discesa, prima che io riesco a scappare mi bolla. Quindi nel frattempo, adesso che sono in vantaggio, comincio ad attaccare io. Perché lui ha perso praticamente tutti i lancieri. Quindi adesso vado dietro con le cavallerie. Lui mi manda questi ausiliari con aghinati in attacco perché non sa più cosa fare. E adesso con calma mi tiro via questa. Ah beh, adesso comincio a utilizzare i suoi arcieri. Altro errore che fa, non li utilizza contro il mio generale. Ricordo che ha fondi medi, quindi non li ha upati per quello. Perché... E io ovviamente da dietro gli bollo i 2 arcieri. Erano le uniche cose rimaste che potevano dargli un minimo di speranza se riusciva a farmi secco generale. Ma neanche. Ovviamente poi da dietro io metto le mie cavallerie che tirano giù il morale ancora di più. E adesso godiamoci un pochettino di sana battaglia, ovviamente siamo fino alla morte tutti e due, quindi questo per farvi capire che non era un livello basso, però le sue unità sono già indebolite dall'andamento dello scontro e quindi vanno in fuga in mezzo secondo. È stata una vittoria proprio devastante, altamente devastante Piederoli. Va bene, adesso andiamo a vedere i risultati. Allora Piederoli, eccoci qua nella schermata delle statistiche. Io ho schierato 1044 uomini, ne ho perse 273 e ne ho uccise 1079. Lui ne ha schierati 200 in più di me, 1230, 1080 perse e 267 uccisi. Statistica unità. Abbiamo, allora vabbè, adesso il grosso del lavoro l'hanno fatto Samurai con Katana, 160 uccisioni, che su 1000 non è male. Yashigaru non ha usato l'abilità praticamente, che non c'era bisogno. Yashigaru con Yari, quelli con la tenuta salda. Moschettieri e cavallo hanno fatto 217 uccisioni solo loro. Anche la cavalleria, 120 le cavallerie, 122 una, 130 l'altra, perché dopo da dietro ovviamente ha fatto un Cristo. E lui lasciamo perdere anche me. Lui aveva 4 ausiliari con naginate, samurai dai Q, monaci guerrieri con arco. Allora, se devo fare dei commenti sulla partita, lui ha usato male le cavallerie, perché rincorrendomi così la mia cavalleria con moschetto ha fatto il mio gioco, quindi proprio il contrario, doveva tenerle vicino al suo esercito, avvicinarsi e usarle e mandarle in attacco, cercare di mandarle in attacco insieme ai lancieri per cercare di fare in modo di riuscire a fregarmela, comunque di riuscire a farmi avere a portata i miei moschetti, i miei cavalieri con moschetto e i suoi arcieri, perché lasciandomi così libero accesso ai lati e a dietro i suoi arcieri a me non mi fanno niente. Per cui niente, ditemi anche voi cosa ne pensate, votate e commentate, tenete presente che non era una partita contro un Abbo, quindi non carico partite contro livellini 2 o 3, si vedeva comunque perché aveva delle unità abbastanza opate per fondi medi, ricordate fondi medi, non erano fondi grandi, e quindi fatemi sapere cosa ne pensate.
Prima di salutarvi, Piadaroli, però vi ricordo anche gli altri progetti inerenti a Shogun, ovvero la campagna con il clan Chosu, ambientata nell'era della caduta dei samurai, Fall of the Samurai, e la campagna con il clan Hojo, ambientata invece nel periodo Sengoku Jidai, che praticamente è lo Shogun vecchio in buona sostanza. E in più le varie partite multigiocatore che faccio, che ogni tanto ne carico qualcuna, quelle più significative, dove posso insegnare un po' qualcosa anche a quelli un po' meno esperti. Un'altra cosa importante è la mia pagina di Facebook. Se mettete un mi piace mi potete seguire anche lì tutto quello che carico e anche le cavolatine varie su di me, eccetera. E poi una cosa importante è la mia mappa del canale, che vi prego di continuare ad utilizzare per vedere anche gli altri progetti, sia nuovi iscritti che quelli vecchi che magari non hanno ancora visto qualcosa del mio canale nei momenti di pausa tra un video e l'altro che carico, insomma. Se vi è piaciuto il video mettetemi un bel mi piace, così mi fate capire com'è l'andamento, cioè com'è l'indice di gradimento dei miei video, e se mi ritenete un youtuber valido, se mi aiutate a farmi conoscere, condividendo su Facebook, Twitter e tutti i vari social network, Skype eccetera, mi fareste un favore, ovviamente, se mi ritenete degno. Per cui per adesso vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, Piadaroli!